Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, Giuseppe Totolo, insieme al suo direttivo, attraverso una nota stampa affermano come quanto sta accadendo sul nostro territorio è il risultato di una visione miope, priva di una prospettiva a lungo termine. Decisioni di questo tipo limitano fortemente la potenzialità di un'area che cerca con fatica di rilanciarsi puntando sul turismo e archiviando definitivamente il proprio passato industriale. La scelta di collocare un nuovo dissalatore all'interno dell'area della centrale Enel, affermano i componenti di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, ci appare profondamente sbagliata. Il nostro territorio dispone già di un'area industriale ASI, dove esiste un dissalatore ormai chiuso da decenni. Crediamo che la scelta più sensata sarebbe stata l'installazione di un modulo temporaneo in quell'area, sfruttando le infrastrutture esistenti come le condotte, evitando così interventi invasivi. Chi sta subendo il territorio, in primis lo sventramento della zona bassa della città per collegare il nuovo impianto alla rete idrica destinata ad Agrigento e ai comuni limitrofi. A tutto questo, continuano i rappresentanti di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, aggiungiamo le dichiarazioni del commissario per l'emergenza idrica che suonano come una beffa per gli empedoclini, già messi a dura prova dai numerosi cantieri che interessano il centro e le aree alte della città, con disagi significativi per la popolazione. Ci preoccupa inoltre il silenzio assordante delle istituzioni locali. A oggi non è dato sapere se il nostro comune riceverà benefici diretti da quest'opera, nessuna garanzia, nessuna parola su eventuali royalty o vantaggi concreti per una comunità che ancora una volta si vede imporre decisioni dall'alto senza alcun confronto. Siamo disponibili, conclude la nota di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, al dialogo con tutte le forze politiche e le associazioni che vogliono davvero aprire un confronto costruttivo. Vogliamo chiarezza e trasparenza su scelte che a oggi ci appaiono del tutto incomprensibili e dannose per il futuro del nostro territorio.